get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno, ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Come sempre in apertura vi ricordo la nostra mail chiacchierecaffè@telechiara.it. Mi raccomando, aspetto tutte le vostre segnalazioni e poi veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook se non vi siete ancora stancati di noi e cliccate Chiacchiere e Caffè, mi piace. Quest'oggi nel mio salotto c'è un graditissimo ritorno, quello dell'assessore Alessandro Maggioni, assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia. Bentornato assessore. Grazie, buongiorno. Allora, noi l'abbiamo invitata qui perché Venezia in questi giorni è protagonista con l'America's Cup, insomma il vento. Ma il vento c'è, direi che in questi giorni abbiamo già visto uno spettacolo bellissimo in città e questa settimana, il weekend che ci aspetta, sarà sicuramente entusiasmante per tutta Venezia. Ma è sicuro che ci sarà il vento durante il weekend? Ha consultato l'uomo meteo? Lo speriamo vivamente che ci sia un po' di vento. Perché noi abbiamo il nostro uomo meteo, l'unico in grado di dircelo, in collegamento telefonico Marco Franceschini. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, intanto io sono arrabbiatissima, stamattina mi sono alzata, pioggia, vento e adesso sta uscendo un timido sole qui a Padova. Mo te l'avevo detto ieri, Sì, in effetti, scrutando i cieli si può notare come verso est ci siano ancora delle nubi e le ultime immagini a nostra disposizione ci fanno vedere come ci siano delle precipitazioni proprio sulle coste del Veneto e molto più a est sul Friuli Veneto Giulia, quindi c'è un allontanamento di questo sistema perturbato. Ecco, forse nel pomeriggio qualche locale fenomeno potrebbe manifestarsi sulle zone prealpine, però si tratterà di residui fenomeni che lasceranno spazio a delle belle schiarite e a una bella giornata di giovedì, quindi da domani inizierà una fase di tempo tranquillo, non eccessivamente caldo, tant'è che le temperature alla volta di domani raggiungeranno i 20 gradi, venerdì attorno ai 22, sabato avremo una giornata discreta, dico discreta perché ci saranno delle nubi che arriveranno nel corso del pomeriggio, nubi che pare vogliono presagire qualcosetta di non troppo positivo per la seconda parte della giornata di domenica. Infatti dovrebbe arrivare una perturbazione che tra domenica pomeriggio, domenica sera e poi lunedì e martedì potrebbe portare nuove piogge. No, che c'è l'America's Cup, assessore, qua dai, butta teniamo male. botta sabato e buona parte di domenica, dai. Teniamo sulla pioggia fino a domenica sera, così siamo a posto. Guffiamo, chissà che arrivi più tardi possibile. Marco, allora ricordiamo l'appuntamento con le tue previsioni meteo, ogni giorno Telechiara, ore? 19 e 25. Noi puntualissimi ci saremo, mi raccomando gufa che il weekend deve essere bello, d'accordo? Bisogna. Grazie infinite Marco. Buona giornata a tutti. Allora assessore, visto che siamo partiti da questo evento che mette insomma Venezia sotto i riflettori, lei poi mi ha detto che il weekend sarà uno spettacolo a dir poco unico. Credo che quello che stiamo vivendo a Venezia sia veramente unico. È unico perché è la prima volta che ospitiamo un evento del genere di Coppa America, ma soprattutto l'entusiasmo che c'è nelle persone, nella gente, nei veneziani stessi per poter vedere l'America's Cup, soprattutto per poter vivere lo spazio dell'Arsenale che, come lei sa, è uno spazio ad oggi ancora chiuso in gran parte della metratura disponibile. In questo periodo, in questa settimana, noi siamo in grado di visitare e di vivere l'Arsenale, di prendere l'aperitivo lì, di stare a cena, proprio di sentire lo spazio dell'Arsenale come uno spazio dei veneziani. Credo che questo sia un successo bellissimo che raggiungiamo grazie alla Coppa America, grazie al nostro sindaco che in prima persona è riuscito ad ottenere questo bellissimo risultato e sia soprattutto un segno chiaro che noi vogliamo dare come città al paese intero, al mondo, per dire che Venezia è assolutamente in grado di ricevere e di ospitare eventi di portata mondiale e di farlo in modo organizzato e sostenibile anche per tutti i veneziani.
Ecco, quindi non solo per i turisti, i curiosi che magari dicono, ma anche per i veneziani stessi. Assolutamente sì, io l'entusiasmo che sto vedendo lo vedo soprattutto nei veneziani. Ho avuto occasione di stare nei giorni scorsi, di passare l'Arsenale, è pieno di persone che vanno lì a passeggiare, che vanno lì, come dicevo prima, a prendere l'aperitivo, perciò in modo molto vissuto, molto quotidiano, molto sereno e tranquillo. Credo che questa sia la giusta integrazione fra turismo e residenza all'interno della città di Venezia. Ecco, visto che lei ha accennato alla parola turismo, passiamo subito alla parte cattiva, perché si sta aprendo la stagione estiva e Venezia sarà a dir poco presa d'assalto dai turisti. E Venezia è pronta a ricevere anche quest'anno tutti quanti i turisti? Comunque patisce un pochino il peso del turismo estivo o è talmente presa d'assalto durante tutto l'anno che è quasi come non sentirlo? No, no, il turismo noi lo sentiamo e lo sentiamo molto. Bisogna dire che Venezia senza turismo ovviamente sarebbe in forte difficoltà a sopravvivere, perciò il turismo è per la città, per tutti i cittadini, non solo per chi come attività vive di turismo, ma veramente per tutti una grandissima risorsa. Certo, è una risorsa che va governata nei flussi, va governata nelle proposte. Il problema di fondo della città di Venezia è che forse troppo spesso in passato non ha fatto proposte di qualità. Noi dobbiamo elevare la qualità della nostra proposta turistica, farlo insieme a tutte le categorie, agli abitanti, a tutti i soggetti che sono direttamente interessati, per far sì poi che anche il turismo che viene possa essere un turismo di qualità. L'esempio, ne porto due insomma, ma ce ne potrebbero essere altri, della Biennale d'Arte dell'anno scorso e dell'America's Cup che stiamo vivendo in questi giorni, sono secondo me due esempi di qualità di proposta veramente elevata e che permettono di avere un turismo altrettanto qualitativamente elevato. Certo, poi sappiamo anche che i numeri sono numeri importanti e perciò in mezzo ci sta anche chi poi magari preferisce una Protesta. proposta turistica un po' meno elevata, ma insomma la convivenza credo sia una delle regole che noi dobbiamo abituarci a praticare sia con i turisti, con gli studenti. Ci sono episodi anche di questi giorni proprio che ci insegnano come convivendo insieme riusciamo anche a superare insieme le difficoltà. Ecco, visto che stiamo parlando di Venezia attrezzata per questi grandi eventi, sfumata la candidatura alle Olimpiadi, ce n'è un'altra che invece sta tenendo banco, che è quella di Venezia per il Nord-Est, capitale della cultura nel 2019. Ecco, secondo lei, al di là del fatto che ce la faremo o meno a portare a casa la vittoria, tra virgolette, pensa che questo sia un modo per rilanciare la città e che questa possa fungere da traino a tutto il Nord-Est? Certo, sì, Venezia è candidata a capitale della cultura. Io mi permetto di dire da veneziano che Venezia è la capitale della cultura. Noi avremo la possibilità di partecipare a questa esperienza e speriamo ovviamente anche di essere scelti, individuati come città ospitante. Assolutamente credo siano quelle grandi occasioni che fanno parte anche questa di quel turismo di qualità, di quella proposta di qualità da fare, soprattutto in un settore come la cultura, settore decisivo per la città di Venezia, sia per il presente che per il futuro. È una di quelle iniziative, lo sarebbero state anche le Olimpiadi, che ci permettono di dare una svolta alla città, di dare una svolta importante non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma dal punto di vista proprio di quel lavoro per cui Venezia può tornare ad essere la città veramente capitale mondiale sotto molti aspetti, no? Certo, servono anche i grandi eventi devono essere sostenibili, cioè devono integrarsi bene con un tessuto così delicato e così fragile come quello della città di Venezia e dei suoi residenti, ma questo lo si fa programmando bene gli interventi, gli eventi, organizzando bene le manifestazioni come sta avvenendo in questi giorni. Io sono convinto che Venezia sarà assolutamente in grado ed è già pronta ad ospitare la capitale della cultura e su questo ci attrezzeremo per dare veramente servizi di qualità in tutti i campi, in tutti i settori. Ma da amministratore pubblico, visto il suo ruolo di primo piano, non ha un po' paura quando insomma, si trova davanti a dover organizzare eventi di così grande portata? Ma È uno stimolo o è un po' di...
È assolutamente uno stimolo, l'assunzione di responsabilità credo debba far parte della classe amministrativa e della classe politica dirigente della nostra città come del Paese. Credo noi siamo oggi in una situazione davvero difficile del Paese, perciò l'assunzione di responsabilità anche in prima persona è un elemento imprescindibile per riuscire a superare le crisi, le difficoltà, i momenti drammatici che tutti stiamo vivendo. Non è certo scaricando il peso delle responsabilità su altri che si risolvono i problemi. Di fronte sono sfide importanti, sono sfide che stimolano, nessuno le sottovaluta, ma siamo coscienti di poterle affrontare per poterle vincere. E allora, visto che di sfide stiamo parlando, la sfida che lei si trova a dover fronteggiare in prima persona è quella chiamata lavori pubblici. Ecco, come avviene e su quali basi si scelgono gli interventi da effettuare nella città? Beh, noi annualmente costruiamo con la programmazione l'elenco delle opere pubbliche, è l'elenco degli interventi che un'amministrazione ritiene siano utili e indispensabili per il proprio territorio. Questa cosa in tempi normali la si fa programmando in base alle voci di entrata del bilancio comunale quelli che sono gli interventi possibili, che vanno dalle manutenzioni, dalle criticità, anche da interventi ovviamente puntuali che l'amministrazione per scelta ritiene sia opportuno fare per lo sviluppo, non solo per la manutenzione, ma per lo sviluppo e per la crescita della città. Questa cosa avviene tutti gli anni e tutti gli anni insieme al bilancio si approva il piano delle opere. È evidente che la situazione drammatica che viviamo oggi è una situazione che ci mette in forte difficoltà anche sotto questo punto di vista, perché senza finanze si fa fatica a programmare, soprattutto si fa fatica a pensare a veri progetti di sviluppo. Oggi noi siamo in una situazione in cui siamo costretti a pensare solo alla fase di manutenzioni e a poco altro, perché chiaramente anche noi siamo chiamati a ridurre il debito complessivo del Paese e in questo senso impegnarci per riuscire a fare gli interventi davvero indispensabili e non altri. Questa cosa la stiamo facendo con molta fatica perché tante volte ci troviamo, come si diceva prima, con la gente fuori e non siamo in grado di dare risposte perché non abbiamo le finanze per poterle dare. Però anche qui credo che la collaborazione, la gestione insieme delle difficoltà amministrazione pubblica e cittadini possa portare anche al raggiungimento di risultati importanti, che sono spesso quelli che magari non si riferiscono alle grandi opere, sono quelli che si riferiscono alle piccole manutenzioni, alla sistemazione di quelle cose alle quali i cittadini sono sempre molto attenti e molto vicini, perché sono quelle che poi si trovano a vivere quotidianamente le difficoltà, no? Questa è un po' la linea che io mi sono dato anche nella costruzione del piano delle opere, per cui oggi noi troviamo tutta una serie di interventi che spesso e volentieri diventano interventi perché sollecitati dai cittadini, pensiamo alla manutenzione delle scuole, delle stesse strade, degli impianti sportivi. Un rapporto con i cittadini che porti a costruire insieme quelle che sono le criticità che poi ovviamente la responsabilità dell'amministrazione porterà a realizzare. Ecco, quindi lei dice non la grande opera che fa i titoloni sui giornali, ma andiamo proprio a risolvere i problemi dei cittadini. Assolutamente non è più tempo di pensare alle grandi opere, anche perché spesso e volentieri le grandi opere hanno comportato spreco di denaro pubblico in tutto il Paese. Io oggi intendo essere vicino ai cittadini nella quotidianità e in questo senso pensare alle piccole manutenzioni è ovviamente molto più importante che pensare alle grandi opere. Ai grandi titoli da giornale. Grandi titoli di giornale. Senta, il fatto che la programmazione sia pubblica, sia allegata al bilancio, è anche un modo per evitare improvvisazioni, disordini, sprechi, anche una forma di controllo? Sì, è sicuramente una forma di controllo, è un atto dovuto da parte dell'amministrazione, soprattutto per quella logica di trasparenza e di condivisione a cui facevo riferimento prima. Io credo veramente che il piano delle opere debba essere la sommatoria delle esigenze dell'amministrazione, ma anche delle esigenze dei cittadini, che devono coincidere, perché se un'amministrazione amministra bene il proprio territorio va incontro alle esigenze dei cittadini. In questo senso il piano delle opere è pubblico, chiunque può fare le osservazioni per valutare, poi certo all'amministrazione la responsabilità di fare le scelte e poi ai cittadini di giudicare le scelte alla prossima scadenza elettorale.
Ecco, non a caso ha detto deve essere un lavoro di squadra, amministrazione e cittadini, e la vostra newsletter si chiama Costruendo, che implica proprio questo costruiamo insieme. Allora andiamo ad analizzare in quali lavori siete attualmente impegnati. Io sono proprio andata su Costruendo, ti viene subito fuori, vuoi essere aggiornato? Quindi c'è questo continuo tentativo di coinvolgere il cittadino. Allora partiamo da Via Poerio. Innanzitutto, qual è lo stato dei lavori di questo nodo così Mi importante? faccia prima fare una battuta sulla newsletter. Costruendo è un titolo e un'esperienza che io ho voluto avviare come newsletter di lavori pubblici proprio perché credo che non sia sufficiente fare i lavori. È anche sufficiente, è anche importante dire ai cittadini, raccontare ai cittadini il lavoro che stiamo facendo, proprio in quell'ottica di condivisione. Per quello io ho avviato l'esperienza della newsletter e invito anche oggi tutti ad iscriversi, semplicemente per essere aggiornati. Sì, confermo, viene subito fuori, vuoi essere aggiornato e arrivano puntualissime, in questo l'abbiamo testata. Su Via Poerio è uno degli assi delle strade principali di Mestre, una delle più belle, potrebbe essere veramente bellissima per quel lavoro di pedonalizzazione importante che noi stiamo facendo nell'area centrale di Mestre. È una via, come si sa, che copre un canale, sotto c'è un canale, e per anni quel canale è stato coperto dall'impalcato che dalle ultime verifiche fatte nel mese di dicembre era in fortissima sofferenza perché le manutenzioni mancavano da tempo. Noi in questo senso siamo dovuti intervenire in somma urgenza per realizzare l'intervento di consolidamento e di messa in sicurezza dell'impalcato. Chi oggi passa per quella strada può vedere il cantiere, ma soprattutto può sbirciare e vedere il canale oggi aperto, perché abbiamo tolto l'impalcato per poterlo rifare. Su questo il dibattito che si è sviluppato in città negli anni scorsi è stato molto forte, molto bello, molto vivo. Anche oggi si sta sviluppando il dibattito se quel canale può rimanere aperto alla luce del sole oppure se lo si debba, ahimè, ricoprire nuovamente. Beh, io credo che su questo, certo, forse il sentimento, la voglia, così, la bellezza anche estetica potrebbe dire che bisognerebbe lasciarlo aperto, ma è chiaro che per lasciarlo aperto noi dobbiamo avere anche delle condizioni di qualità che ci garantiscono di dare un livello importante di qualità a quell'area lì, che ripeto è il centro di Mestre, perciò dobbiamo qualificarla al meglio. Queste condizioni oggi non sono possibili perché dovremmo andare a rivedere tutte le fondazioni dei palazzi che insistono sul canale e perché dovremmo fare un lavoro impensabile per riuscire ad avere un'acqua di qualità sia dal punto di vista degli odori, della trasparenza, della qualità stessa dell'acqua. Allora il dibattito che io voglio aprire con la città, che aprirò nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, è proprio quello di capire con quali segni noi possiamo richiamare la storia e la presenza dell'acqua al di sotto di Via Poerio. Potranno essere dei segni d'acqua, potranno essere dei segni che riguardano il ponte che passa all'entrata di Piazza Ferretto. Insomma, valuteremo un po' insieme con i cittadini, in un percorso partecipato, quali possano essere quei segni importanti che richiamano la storia, richiamano la presenza di elementi qualificanti tutta l'area, sapendo che noi completeremo i lavori di messa in sicurezza con la fine di quest'anno per andare poi in continuità con i lavori stessi di riqualificazione dell'arredo urbano e della superficie di tutta Via Poerio e di Riviera 20 Settembre. Quindi questo l'abbiamo sistemato. Passiamo al prossimo, che questo è un argomento secondo me bello tosto, perché io leggo il restauro del ponte di Rialto, cioè il ponte più famoso di Venezia, e so che lei sta vivamente cercando uno sponsor, perché insomma è un po'... Sì, io ho portato in giunta e approvato lo studio di fattibilità per il restauro del ponte. Il ponte di Rialto, anch'esso è in una condizione, così chiamiamola, di degrado dal punto di vista della manutenzione, penso agli scalini, alla pavimentazione, a tutte le parti lapidee, no? Oltre che ai graffiti. Ha bisogno di un restauro importante, parliamo di circa dai 5 ai 7 milioni di euro, questo è un po' il range che è stato individuato con lo studio di fattibilità. Fa parte di uno di quei grandi interventi che l'amministrazione oggi non può permettersi, perché dal punto di vista delle finanze, le finanze non ci sono, ma fa parte anche di quegli interventi per cui l'amministrazione non può far finta di nulla, l'amministrazione ha il dovere di
affrontare interventi di questo tipo. E allora in Quindi questo cosa fa senso lo l'amministrazione? studio di fattibilità è stato propedeutico, l'approvazione per poter bandire una gara, un avviso pubblico per la ricerca di uno sponsor che si accogli il finanziamento dell'operazione, che resterà tutta in carico all'amministrazione comunale come esecuzione di lavori, e io nei prossimi giorni renderò pubblico l'avviso per la partecipazione dei privati al finanziamento di questa importantissima opera. Credo sia un altro strumento parallelo, ci piacerebbe fosse parallelo, in questo momento ahimè è sostitutivo, di altri canali di finanziamento che lo Stato avrebbe il dovere di garantire ad una città come Venezia e che invece con i governi degli ultimi anni purtroppo nessuno dei governi degli ultimi anni si è assunto la responsabilità di garantire i finanziamenti che Venezia aspetta da tempo. Pensa che riuscirete a trovare questo sponsor in tutta franchezza? Siamo molto fiduciosi. Credo che il Ponte di Rialto possa essere davvero un oggetto di interesse anche per quei privati così chiamati illuminati che però tengono sia alla città sia legittimamente alla loro azienda e al loro business, e perciò che insieme si possa costruire una partnership con i privati che ovviamente parteciperanno alla gara, che soddisfi il pubblico con il restauro del Ponte di Rialto e che soddisfi anche le esigenze del privato di visibilità e di comunicazione alla città e al mondo intero. Abbiamo tantissime altre aree della città da andare ad analizzare insieme, perciò io e l'assessore ci beviamo un caffè al volo, voi non cambiate canale, solo poca pubblicità e poi ancora qui nel nostro salotto di Chiacchiere Caffè. A tra poco. Ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè, noi stiamo continuando la nostra chiacchierata con l'assessore Alessandro Maggioni, assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia. Allora, prima della pubblicità stavamo così vedendo in rapida successione gli interventi in cui è impegnato il suo assessorato e tutta quanta ovviamente l'amministrazione.
tocca a Piazzale Roma, perché i lavori, insomma, sono finiti ormai. Sì, i lavori sono praticamente finiti, Piazzale Roma è un grandissimo successo di questa amministrazione, il sindaco in campagna elettorale l'aveva detto che sarebbe stata una delle prime priorità che avremmo affrontato, noi a completamento di 2 anni di amministrazione portiamo già a casa il risultato di una riqualificazione semplice se si vuole, non sono state fatte anche in questo caso grandi interventi, grandi opere, ma una soluzione che ha dato qualità, sicurezza, ha ridato dignità alla Porta di Venezia. Le attività commerciali che insistevano su Piazzale Roma sono state spostate all'interno dei giardini che sono stati completamente riqualificati. Piazzale Roma oggi è più logica negli spostamenti, nei percorsi sia delle auto che degli autobus e ovviamente anche dei pedoni. Fa parte di quegli interventi che io voglio portare avanti proprio per ridare qualità agli spazi urbani. È un obiettivo importantissimo che mi sono dato perché credo ci sia bisogno di recuperare qualità in tutti gli spazi urbani, di Venezia, di Mestre, ridare pulizia, ordine, serenità a chi vive quello spazio. A me piacerebbe, e sta avvenendo in Piazzale Roma, che negli spazi così comuni la gente potesse sentirsi tranquilla, potesse sedersi su una panchina, potesse leggere il giornale, potesse vivere quegli spazi sentendoli suoi, non sentendoli oggetto di degrado, oggetto di invasione da parte di altri, penso ai turisti stessi per quanto riguarda Venezia, no? Ecco, questo è un lavoro che stiamo facendo e che stiamo portando avanti. Certo, Piazzale Roma vede i lavori praticamente completati, è in attesa dell'arrivo del tram e con l'arrivo del tram faremo l'ultimo passo verso la riqualificazione completa di tutta l'area e l'allargamento di quel distretto degli accessi, mi piace chiamarlo così, che ingloba il Tronchetto, il People Mover, Piazzale Roma, il ponte di Calatrava e la stazione, facendola diventare la grande porta di accesso di Venezia. Ecco, lei mi ha citato Ponte di Calatrava, adesso mi toglie le domande di bocca. Qui arriviamo a una nota un pochino dolente. Io credo dobbiamo cominciare a invertire la tendenza sul ponte di Calatrava. Il passato del ponte ci dice che è costato troppo, che ha avuto molti problemi di realizzazione. È un ponte per il quale non è stata forse pensata a dovere né i costi di manutenzione né la deviazione dei flussi che questo avrebbe provocato, mettendo anche in forte difficoltà una parte di Venezia, del centro storico, che oggi vede i flussi andare tutti dall'altra parte e perciò si pensi quanto in difficoltà vanno le attività commerciali che lì insistono. E mi lasci dire che quando vanno in difficoltà le attività commerciali non è solo un problema di turisti, non va in difficoltà solo il negozio di maschere, che sarebbe già grave comunque, ma va in difficoltà il panificio, va in difficoltà l'alimentari, va in difficoltà quei servizi, quei negozi che sono indispensabili perché Venezia continui a vivere. Ma questo oggi fa parte del passato, il ponte di Calatrava oggi c'è. Io invertirei la tendenza, come dicevo prima. Oggi il ponte di Calatrava è una delle grandi opere che rende Venezia una delle città più importanti al mondo, se non la più importante. Il ponte di Calatrava deve cominciare ad avere nell'immaginario collettivo la stessa importanza che è il ponte di Rialto di cui parlavamo prima, o di qualsiasi grande altra opera che ci sia in giro per il mondo. E in questo senso noi dobbiamo lanciare un'operazione di consenso rispetto al ponte di Calatrava, perché deve essere un ponte che passa alla storia. Fra 50 anni, quando saranno dimenticati i costi troppo alti e i problemi che ci sono stati, uno penserà al ponte di Calatrava come pensa a qualsiasi altra grande opera, e questo credo sia il lavoro che dobbiamo fare. Anche a livello di manutenzione si sa che la manutenzione per esempio dei gradini in vetro è molto costosa, ma noi dovremo assumerci quest'onere tanto quanto ce lo assumiamo per il Ponte di Rialto, per Palazzo Ducale, per qualsiasi altra parte della città. Così dovremo farlo anche per il Ponte di Calatrava. Io ho già dato indicazioni ai tecnici dell'amministrazione di provvedere alla sostituzione dei 9 gradini rotti, perché purtroppo dopo sono anche fragili, ma proprio per avviare questa operazione importante. A me piacerebbe che i veneziani cominciassero a sentire loro il Ponte di Calatrava e che Calatrava non si vergognasse di aver fatto un ponte a Venezia. Lei pensa che i veneziani ameranno mai questo ponte così come amano
gli altri ponti storici? Si dice addirittura la maledizione del quarto ponte, si legge su internet. Venezia lo amerà, come tutte le città hanno amato e amano le grandi opere che formano la qualità delle stesse città. Non si può dimenticare che tutte le grandi opere in giro per il mondo hanno sempre destato critiche, problemi, nel passato quasi guerre civili all'interno delle stesse città, basti pensare a Firenze, no? Oggi tutti le raccontano e tutti le studiamo come le ricchezze inestimabili del nostro paese. Anche per il ponte di Calatrava sarà così e Venezia si abituerà ad amarlo. Visto che di ponti stiamo parlando, ce n'è un altro che è stato contestato con una protesta il 4 maggio per la precisione, il ponte delle Cappuccine. Cosa diciamo a riguardo? Ma della protesta credo ci sia da dire veramente poco, nel senso che è una protesta che sa solo di strumentalizzazione, è fatta da chi tra l'altro non conosce nemmeno gli elementi del ponte, le date, gli impegni dell'amministrazione. Sì, la ridurrei veramente a una sceneggiata politica di forze dell'opposizione e nulla più. Noi sul ponte della Cappuccina ci siamo impegnati con responsabilità e serietà di fronte ai cittadini. È una zona un po' particolare. Io lì mi ero impegnato su richiesta dei cittadini di rifare il ponte Contarini, che è un ponte lì molto vicino. Mi ero impegnato all'inizio dell'amministrazione, perché lì c'era una passerella provvisoria, e quel ponte oggi è già inaugurato. Ed è inaugurato davvero, non come quelli che hanno fatto finta di inaugurare le cose. E abbiamo rispettato le scadenze. Lì vicino c'è il polo scolastico di San Girolamo. Lì alla fine del primo anno di mandato mi ero impegnato con i genitori, sia dell'asilo che delle scuole elementari, di fare i lavori di messa in sicurezza e di ridare qualità agli spazi che vivono i bambini e i ragazzi, a fare il certificato di prevenzione incendi, il giardino dell'asilo nido, dell'asilo, è già fruibile da tutti i bambini, lo è dall'estate scorsa, ricordo che siamo in carica da 2 anni, non da 20 anni, e l'altro giorno sono andato dai genitori invece delle elementari per dire che a giugno inizieremo i lavori anche per la messa in sicurezza della scuola elementare di San Girolamo. E il ponte delle Cappuccine è un ponte che noi abbiamo chiuso a fine 2010 perché era pericolante. Abbiamo costituito una passerella provvisoria, la passerella provvisoria è a fianco ed è fruibile. Stiamo attendendo, siamo quasi a completamento, che gli enti gestori dei sottoservizi, gas, telefono, acqua e via di seguito, spostino i loro impianti per poter demolire il ponte pericolante e a fine di questo mese inizieremo i lavori. Perché da fine 2010 ad oggi? Semplicemente perché il governo precedente, che era sostenuto dalle stesse forze politiche di chi poi ha fatto la protesta, non ci ha dato i soldi per fare i lavori. Li stiamo ancora aspettando. Noi stiamo aspettando 60 milioni di legge speciale che non ci hanno dato. E noi abbiamo dovuto aspettare. E lo diciamo ai cittadini che abbiamo aspettato, non perché abbiamo lavorato male, non perché avevamo tempo da perdere, non perché non abbiamo pensato a loro. Abbiamo aspettato perché non avevamo le finanze per fare l'intervento. Oggi quei soldi non sono ancora arrivati, ma la capacità dell'amministrazione è stata quella di stanziare comunque fondi propri per realizzare per togliere quelle criticità e realizzare quegli interventi indispensabili per la vita dei cittadini. Questa è la storia del Ponte delle Cappuccine, che fra qualche giorno vedrà l'inizio di lavori e entro l'estate vedrà anche il passaggio pedonale dei cittadini sopra il ponte. Ecco, siamo in chiusura, ma durante l'estate ci saranno anche i lavori all'Istituto Morosini, quindi i ragazzi non perderanno scuola. Assolutamente, durante l'estate avvieremo molti lavori nelle scuole, nel centro storico e anche di Mestre, proprio perché a settembre, quando riprenderanno le attività scolastiche, gli edifici scolastici siano più sicuri di quanto lo sono ora e siano via via sempre più sicuri e di qualità, perché i nostri ragazzi sono ovviamente il bene più importante che abbiamo nelle nostre comunità e perciò a loro va il primo sguardo e la prima attenzione. Avevo altre cose da chiederle, ma me le appunto per la prossima volta che lei tornerà mio ospite. Piacere. Voglio chiudere con una cosa però, dalla kennediana memoria, non chiedere che cosa il tuo paese può fare per te, ma chiediti tu che cosa puoi fare per il tuo paese. Glielo giro, lei, per la sua città, che cosa vorrebbe fare?
ma che cosa vorrei fare? I sogni sono veramente tanti, credo si possano dire due cose. Uno è essere, prima ne avevo accennato, essere davvero vicino ai cittadini e provare a rispondere alle loro esigenze. Davvero il complimento più grande che mi si possa fare è quello di sentire una persona che è contenta perché magari gli ho sistemato il masegno davanti a casa o gli ho chiuso la buca davanti a casa. È molto più importante che avere altri complimenti. L'altra cosa, un sogno forse un po' più grande, sono due a dire il vero, vedere l'Arsenale riconsegnato ai veneziani e ai cittadini per quanto riguarda il centro storico e vedere Via Poerio e Piazza Barche davvero riqualificate, un tutt'uno insieme a Piazza Ferretto, per un centro pedonale di Mestre che dia veramente qualità e dignità alla città stessa. Grazie infinite Assessore di essere stato Grazie a quest'oggi lei, con grazie noi. a voi. È un arrivederci perché le domande erano pronte, quindi lei deve necessariamente tornare. Ringraziamo quindi l'assessore Alessandro Maggioni, assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia. Mi consenta anche di salutare la sua segreteria, che sono sempre molto precisi Grazie. e molto gentili, e anzi, assessore, davvero grazie, e io l'aspetto ancora. È una promessa fatta a tutti i telespettatori di Chiacchiere e Caffè. Grazie a lei, grazie a voi, con molto piacere. Le nostre chiacchiere purtroppo per quest'oggi sono terminate, per noi è l'ora del caffè, però c'è una pillolina su un evento molto molto importante, quindi noi vi lasciamo con Chiacchiere in pillola e l'appuntamento va a domani. Arrivederci. Chiacchiere in pillola. Oggi parliamo di shopping solidale a favore di una realtà molto importante, ma non vi anticipo nulla, vado subito a presentarvi la mia graditissima ospite. Con molto piacere do il benvenuto alla dottoressa Elena Benazzato, responsabile Padova Ospitale per Crescere Insieme. Buongiorno dottoressa Buongiorno Benazzato. a lei, grazie. Allora, Padova Ospitale per Crescere Insieme, una realtà estremamente importante. Qual è la sua mission? Allora, il progetto Padova Ospitale per Crescere Insieme nasce dalla constatazione che purtroppo la sorte non è uguale per tutti, per cui ci sono molti giovani, molti ragazzi che vivono situazioni di disagio importante, di povertà affettiva, e questi sono i giovani che provengono da famiglie sbandate, i figli di separati, gli orfani. Povertà materiale, economica, quelli che invece magari hanno una certa stabilità affettiva, trovano un certo sostegno nell'ambito di una famiglia, però non hanno i mezzi per poter continuare, per poter proseguire gli studi, anche se ne avrebbero le capacità intellettive e la volontà. Conseguentemente devono cercarsi un posto di lavoro, ammesso poi che riescano a trovarlo. Ecco. Quindi già è difficile per chi è in condizioni meno disagiate, figuriamoci per chi purtroppo... Naturalmente, per chi deve, rinunciando a qualche cosa a cui terrebbe molto. È una realtà, è una verità incontrovertibile che per affrontare la vita con serenità, per credere in se stessi, nelle proprie capacità, è indispensabile sentirsi amati, è indispensabile sentirsi importanti per qualcuno. E da questa serie di considerazioni nasce Padova Ospitale per Crescere Insieme, che appunto si prefigge di dare sostegno, aiuto a bambini, adolescenti, giovani. Abbiamo un range di età che copre tutta l'età scolare, inclusa quella universitaria. Dicevo bambini, adolescenti, giovani che vivono situazioni di disagio sociale, familiare, affettivo, economico. Ecco, materialmente come si realizzano i vostri interventi? Beh, diciamo che nella pratica, una volta che è stato individuato il ragazzo da adottare, anche se l'adozione non è un termine proprio, però per semplificare, e a questo proposito voglio ricordare che le nostre fonti di informazioni sono molteplici, ma quelle che recentemente si sono dimostrate più importanti sono le scuole. Mi voglio in particolare riferire, anche per dire un grazie, all'Istituto Calvi e all'Istituto Gramsci, che vantano veramente degli insegnanti molto sensibili a certe problematiche. Ecco. Una volta, dicevo, individuato il giovane da adottare, questo viene affidato ad una volontaria. Parlo al femminile perché siamo da sempre solo tutte donne. Ecco, una volontaria che sia in grado di sopperire alle sue esigenze più immediate. Queste generalmente si concretizzano in una necessità di aiuto in ambito scolastico. Abbiamo veramente verificato che
quasi sempre i giovani manifestano il loro malessere interiore anche in uno scarso rendimento scolastico, in un deficit di attenzione, in una scarsa capacità di apprendimento. Per fortuna tra le nostre volontarie ci sono molte insegnanti, ecco, e quindi sono in grado di aiutare questi giovani e naturalmente la loro funzione, questa è la loro funzione solo iniziale, perché prendendo spunto da questo, le volontarie fanno in modo di stabilire un rapporto sempre più profondo con il ragazzo e quindi una volta, anche quando si è esaurita questa loro funzione iniziale, questa relazione si Diventa cerca che fondamentale. diventi sempre più stretta, basata anche sull'affetto, su una confidenza reciproca. In sostanza ognuno di noi cerca il più possibile di diventare un riferimento sicuro per il suo giovane, impedendogli di prendere magari strade sbagliate o pericolose. Ecco. Non sempre questo è facile, ovviamente, anche perché sono giovani che talora hanno reazioni di chiusura importanti, non si fidano. Ecco, certo, il massimo dei risultati è raggiunto e soprattutto anche lo spirito del progetto è realizzato quando questo rapporto, che consolidandosi nel tempo avrà arricchito sicuramente entrambi, sarà diventato affetto. Ecco, da un punto di vista così economico, diciamo, il progetto dispone di un budget che è frutto di eventi che organizziamo, di offerte, di sponsor, di benefattori, ecco, e a questo budget si attinge esclusivamente per necessità di tipo accrescimento culturale, insomma. Quindi nella pratica i soldi di cui disponiamo vengono spesi per libri scolastici, testi universitari, tasse universitarie, vengono spesi per trasporto, casa scuola, scuola casa, perché sono parecchi ragazzi che abitano fuori città o che comunque devono prendere autobus, corriere per raggiungere la loro scuola e inoltre vengono spesi anche, se questo è necessario, per affitti, perché alcuni vengono da fuori. Il nostro è un progetto che nasce come progetto locale, territoriale, però se ne avvantaggiano anche giovani che magari vivono in periferia o che magari anche vengono da paesi lontani, però sono qui da parecchio tempo. Ecco, mi sembra di capire l'importanza quindi di reperire in qualche modo i fondi per poter realizzare tutto questo e proprio in questa direttrice si va ad inserire questo evento in collaborazione con Maliparmi di shopping solidale. Di che cosa si tratta? Beh, allora, l'evento da un punto di vista pratico consiste in una 3-4 giorni, da giovedì a domenica compresa, le ore della mattinata, questo 3-4 giorni in cui le visitatrici, diciamo, dell'outlet della Maliparmi o del loft sovrastante, dove sarà, mi si dice da poco, organizzato quest'anno l'evento, potranno, dicevo, le visitatrici durante questi giorni potranno usufruire di prezzi particolari, speciali e con anche una anteprima estate-mare, cosa che generalmente non si trova nell'outlet, e sanno che acquistando in questo periodo, ripeto, a prezzi particolarmente vantaggiosi, contribuiranno a far crescere, a far procedere, a far andare avanti questo nostro progetto, perché appunto parte del ricavato di questo shopping solidale di 3-4 giornate andrà proprio appunto al nostro progetto. Ecco, questo è un evento che nasce da molto lontano perché trova radici in un'amicizia più forse che quarantennale che esiste tra me e la signora Annalisa Paresi. E il ricordiamo è la fatto, titolare di Maliparmi. sì, ecco, e ci è piaciuto molto sentirci ancora più unite in questo e riuscire insieme a cercare di realizzare quelli che sono gli ideali di solidarietà e di amore per il prossimo che condividiamo. Ecco, poi oltretutto mi sembra molto bello come un'attività che
da sempre è frivola come Altro insomma, lo che. shopping, Altro in che. questo caso possa invece fare Certamente, qualcosa di certamente. concreto. Questa è una cosa, condivido, molto bella. E in effetti, se vogliamo parlare di ritorno di questo evento, sì, certamente quello che ci si aspetta, che già abbiamo toccato con mano l'anno scorso, è un ritorno di immagine per la Maliparmi, anche se detto tra noi non ne ha bisogno, Certo. e un ritorno economico, un evento di fundraising per noi, ecco. Ma io penso che l'aspetto più bello, più prezioso e che è anche il più nascosto è quello che è quello di darci modo di mettere gli altri nelle condizioni di rendersi utili, di fare del bene. Ecco. E penso che per chi ha degli ideali così, per chi ha degli ideali di solidarietà, di amore, di desiderio di aiutare gli altri, sia importante fare del bene, ma altrettanto importante mettere gli altri nelle condizioni di farlo. Ecco, io credo che tutte le signore che verranno nel prossimo weekend a fare spese si sentiranno anche più contente, più gratificate di questi acquisti che avranno fatto, si sentiranno magari ancora più belle nell'indossare questi vestiti, sapendo che acquistandoli hanno contribuito ad una giusta causa. E poi ricordiamo anche la location esclusiva, Sì. perché per la prima volta verrà insomma permesso di fare Sì, shopping sì, non sì. all'outlet Come ma l'anno nel scorso, loft. ma nel loft, che è veramente una sede prestigiosa, E mi dicono anche essere luminosa. stato allestito in modo molto Sì, particolare. sì, in effetti, così Quindi è, siamo così è. davvero tutte quante curiose. Senta, in chiusura io le regalo la bacchetta magica, può Mi esaudire un desiderio, che cosa si aspetta da questo evento? Da questo evento mi aspetto che si trovi ancora di più il gusto, la bellezza di fare qualche cosa per gli altri. Questo credo sia un pochino lo scopo più importante sia per me che per Annalisa. E allora ricordiamo l'appuntamento questo weekend con lo shopping solidale presso il loft Maliparmi. Ricordiamo, ecco, stiamo anche vedendo in grafica il volantino, ricordiamo un modo per aiutare i progetti di Padova Ospitale per crescere insieme. Io intanto ringrazio la dottoressa Benazzato di essere stata quest'oggi mia Grazie a voi. ospite. Beh, ovviamente noi con Padova Ospitale, insomma, questo è solo il nostro primo incontro, perché c'è un'altra iniziativa molto importante di cui tornerete a parlarmi. Benissimo. Intanto grazie per oggi e la nostra puntata continua. We get it almost every night when that moon is big.